Scusate se mi permetto, adesso il spettacolo è finito, spero che vi sia piaciuto. Questo è uno spettacolo che in tempi di Covid è stata una maniera particolare di spiegare la storia. Voglio ringraziare Antonia Martinello e tutta l'Accademia Sodalitas e Celinoru che da sempre hanno creduto in questo tipo di spettacoli, hanno messo delle risorse, hanno messo la voglia di fare. Poi vorrei ricordare gli Areti di Ventura che hanno fatto parte dei combattenti, voglio ricordare la White Company di Livorno che da anni lavora con l'Accademia per realizzare quella che è la parte militare. Ragazzi, venite pure fuori, fatevi almeno vedere. Allora, li richiamiamo tutti. Allora, cominciamo dalla famiglia dei Da Romano, giusto portarli, siano loro i primi. Accademia Sodalitas. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti che hanno partecipato con coraggio questa sera a questa serata unica, diciamo, almeno per i paesi di San Zenone, dopo una lunga chiusura, come ben sappiamo tutti quanti. Quindi con coraggio siete stati i nostri ospiti e molto volentieri vi ringraziamo. Ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale che ci ha permesso di realizzare questo evento. Ringraziamo intanto il nostro art director, regista e anche interprete Mauro Guidolin e l'Associazione per la Storia. Prego. Allora, Accomodatevi. Allora, un ringraziamento agli Arieti di Ventura che sono stati qui con noi. Un ringraziamento alla Scuola Tamburi di Conegliano che forse sono già andati via, ma comunque li ringraziamo per averci accompagnati durante la passeggiata con i loro tamburi. Ringrazio il nostro service, diciamo così, ecco, Marco Marin. L'illuminazione che avete visto nel sentiero era a cura di Pegoraro Andrea e ringraziamo molto. E un ringraziamento particolarissimo, permettetemi, lo facciamo ai ragazzi White Company che vorrei qui davanti per favore. Loro vengono addirittura da Livorno e Rieti per essere con noi questa sera. Grande amicizia, ragazzi, grandi. Il ringraziamento, permettetemi, anche ai soci dell'Accademia che hanno lavorato con noi, gli arcieri, Dino, che è stato un po', diciamo, il ménage di questa serata. Ecco, io comunque vorrei un saluto anche da parte dell'assessore nonché vice sindaco, signora Stefania Zigliotto, e ecco un saluto. Buonasera. Non credo che servano tante parole, oppure ne servirebbero tantissime. Comunque ce ne sono tre che io vorrei ricordare questa sera. Emozione, perché io la sento dopo tanti anni che vivo in questo paese, la sento ogni volta che vengo qua, di giorno, di sera, di notte. E se siete qui voi, vuol dire che l'avete cercata anche voi. La seconda parola è magia. Il nostro territorio non finisce mai di regalarci la magia. L'abbiamo sentita attraverso i boschi, attraverso le rocce, la sentiamo qui davanti a questa torre e la sentiamo qui sotto questo cielo. E la terza parola è gratitudine, tanta gratitudine, perché effettivamente l'Accademia, controcorrente, ha avuto il coraggio di fare questa rievocazione. E io la ringrazierò, ringrazio tutti, ci sono visi noti e visi nuovi, e quindi massima gratitudine, ho il cuore che veramente mi scoppia di gratitudine. L'ultima parola è orgoglio,
adesso qua mi orgoglio per l'Accademia e orgoglio per questo comune, e io sono orgogliosa di essere assessore alla cultura di questo comune. Grazie, abbiamo creato un'emozione anche al vice sindaco stasera, avete visto? Ecco. Naturalmente speriamo di avervi emozionato un po' tutti raccontandovi una storia vera, successa molti anni fa, 1260. E un ringraziamento particolare, scusate, a Moreno, lo sputafuoco demoniaco qua, e al fuochista, diciamo così, Giorgio, Claudio, ecco. Allora, ci tengo a dire una cosa: mentre gli Ariti di Ventura, l'Accademia li conoscete, per l'ottima realizzazione di questo noi abbiamo voluto proprio Claudio, maestro d'armi, uno dei pochi maestri d'armi che lavora nel cinema, quindi anche autorizzato a utilizzare determinati sistemi particolari per fare scoppi, eccetera, e Moreno, che è un performer, scusate, amico da tantissimi anni dell'Accademia, perché da sempre lavora con noi, che ha deciso di lavorare col fuoco e di creare questi personaggi che insomma servono per creare emozione. Io vi ringrazio, spero di non essere stato pesante nel racconto, e arrivederci alla prossima occasione. Grazie a tutti, arrivederci al prossimo anno con ancora nuove emozioni. Grazie a tutti, buonanotte.